Buongiorno, si accomodi, venga qui. Là. Lei è stata chiamata come teste, ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la forma che vede lì sul banco. La formula va letta in piedi, poi si siede. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto la mia conoscenza. La ringrazio, si accomodi pure. Lei è la mamma di Chiara Danesi. Di Chiara Danesi, sì. Vabbè. Prego, avvocato. Grazie. Avvocato Castrale, difesa parte civile danese. Signora Gambino, lei ha già detto che è la mamma di Chiara. Sì. Può descrivere al tribunale chi è Chiara? Chiara è una ragazza, come tutte le ragazze, le ventenni, una ragazza semplice, normale, niente di che, so cosa dire, come tante altre ragazze. Che scuola ha effettuato Chiara? La Chiara ha preso il diploma di estetista, adesso ha ripreso a studiare, sta facendo indirizzo turistico. Scusate ma sono un po' agitata. Scusate. Sia tranquilla. Nel 2010, quindi 2 anni fa, Sì. Chiara che cosa faceva? Nel 2010, 2 anni fa, Chiara finiva di fare la scuola, aveva preso il diploma e poi nel frattempo lavorava facendo hostess, veniva chiamata per fare hostess di eventi, così. Cioè... Ok. La vostra famiglia è una famiglia agiata? Le vostre condizioni. In quanti siete in famiglia, signora? Adesso siamo in 4, prima eravamo in 6. Io mi riferisco, le domande sono sempre riferite A quel periodo. nel 2010. A quel periodo in 4. E cioè? Cioè siamo io, mio marito, la Chiara e sua sorella. Ok. Chi Gli lav- altri 2 immagino che fossero altri figli che si 2 sono gemelle sposate. che sono sposate, Ok. sì. Vabbè. Chi lavorava in allora? Io e la Deborah e mio marito è un pensionato. Il pensionato. Di salute come sta il papà? Il suo marito? Lui purtroppo ha avuto problemi cardiaci, ha fatto 2 infarti e non sta tanto bene. Chiara diceva che faceva la hostess, partecipava a questi eventi, ha fatto sfilate, ha partecipato a concorsi di bellezza. Sì. La Chiara sì. Ha fatto concorsi, ha fatto sfilate, ha partecipato a Miss Muretto, prometteva bene la Chiara perché le piace fare sfilate, fare concorsi, le piaceva entrare nel mondo dello spettacolo. E adesso le piace ancora? Ci tenta, ci ha provato, ha chiuso? Sì, ultimamente ci ha provato ancora a fare Miss Italia, adesso per il momento ha chiuso, ha ripreso i suoi studi. Va bene. Questo è per darci un quadro di Chiara. Lei che rapporti ha con sua figlia? Nel senso, sua figlia si confida, parla con lei, è un po' più chiusa? Ma sì, parla però... Dipende, gli argomenti. Un rapporto tra mamma e figlia. Tra mamma e figlia. Lei la seguiva, Chiara, in queste sfilate, in questi concorsi? Sì, l'ho sempre seguita. L'ha sempre seguita? Sì, se non potevo io andava la sorella. Allora faccio una domanda specifica su un episodio 21, la sera del 22 agosto del 2010, per contestualizzarla, è un giorno in cui Chiara ha vinto una fascia, mi sembra errato, a Omegna. A Orta. A Orta, ecco. Lei era presente? Sì, ero presente. Quella sera ero presente anch'io. Ecco, cosa è successo quella sera? Niente, la Chiara ha vinto questa fascia dopo, non so, io ero lì con lei, vedevo che era stanca,
Gli ho detto: Chiara, andiamo a casa, perché l'indomani si partiva per andare a Sasso Maggiore Terme, invece veniva invitata dal suo agente, Chi era il suo agente? Scusa? il signor Daniele Salemi, di cui fa: no, la Chiara adesso andiamo a festeggiare, andiamo in un bar, festeggiamo e poi te la riporto a casa. Io insistentemente ho detto: ma guarda, non mi sembra il caso che la Chiara venga lì, perché domani mattina partono presto, il pullman parte alle 6, ritengo opportuno che la Chiara torni a casa. Poi un bel momento, le ho seguiti per un po', la Chiara mi dice: mamma basta, adesso vai, lasciami stare un attimo tranquilla, tanto arrivo, non ti preoccupare. Boh. Da lì è andata via con questo signore e non so. Senta, lei poi Chiara quando l'ha rivista? L'ho rivista verso le 3, perché al mattino partiva la Chiara e l'ho accompagnata a prendere il pullman lì a Orta. È andata anche lei giù a Salsomaggiore? Sì, dopo sono andata a riprenderla. Questo più o meno quanti giorni dopo? Quando praticamente, siccome c'era una preselezione, e allora quelli che passavano andavano avanti e le altre tornavano subito a casa. Adesso non mi ricordo bene. Una settimana, 3 giorni più o meno? Penso dopo 3 giorni, 3-4 giorni adesso. Chiara le ha riferito, se sì, quando, di quello che era andata a fare, dove era andata a fare quella sera del 22 di agosto? Ma quando sono andata a riprenderla no, non mi ha detto niente. Dopo un bel po' di tempo la vedevo sempre così triste, non volevo uscire più di casa e io chiedevo: Chiara, cos'è che c'è? No mamma niente, no mamma niente. Dopo sono usciti un po' di titoli di giornali, così anche su internet girava la notizia, di cui le dico: Chiara, dimmi cosa c'è adesso, mi devi spiegare tutto. Mi ha raccontato quello che era successo. Quindi mi scusi, lei prima che venisse fuori la notizia da Chiara non aveva avuto nessun racconto? No, perché avendo un certo rapporto con mia figlia, lei quella sera lì io le dicevo: Chiara non andare, Chiara non andare. Sì, E allora certo. Chiara praticamente si è sentita, cioè, In non ha rispettato, in colpa per non averla sentiva in colpa e poi non ascoltata, sapeva ok. la mia reazione. E quindi E non per quello non aveva si è coraggio, confidata sì, non aveva il dopo. coraggio di dirmelo. Va bene. Poi stava Quando dicendo si confida che cosa le dice? che poi a un certo punto, quando vengono fuori Sì, le ma notizie, sì, Chiara le racconta. Che le racconta? ma mi racconta che è stata portata in questa residenza che si chiama Arcore Sì. dal signor Emilio Fede, da quello che, perché tanti particolari li ho presi più dal giornale. No. Deve Quello che lei cercare ha di saputo pulire- da Chiara, quindi cerchi di fare un po' mente locale. Che cosa le ha detto Chiara? La Chiara mi ha detto che l'ha portata lì, praticamente ha partecipato a questa cena di cui c'erano tante ragazze e poi c'è stato un attimo lei che si è sentita un po' impaurita perché ha visto la situazione, non le piaceva più dove si trovava, il luogo dove si trovava, e si è sentita come in ansia, aveva paura. Allora ha chiesto una camomilla al signore Emilio Fede, di cui lui gli fa: guarda, se vuoi vieni con me, così bevi la camomilla e ti tranquillizzi. E boh, poi gli ha detto poi se la sentiva andare giù in questa sala dove c'erano ragazzi che ballavano, tutte queste cose qua. Allora, questo è un riassunto, diciamo, lei dice che va ad Arcore con Emilio Fede. Sì, Chi gliel'ha detto questo? me l'ha detto la Chiara. Ma Chiara aveva già avuto modo di conoscere il direttore Fede. Sì,
Quando e perché? Qualche giorno prima. E perché? Perché tramite il suo agente, la chiama e le chiede se Chiara era interessata a fare un provino per le meteorine. La Chiara, siccome sempre il suo sogno era far televisione, fa, ma perché no? Però io non posso assolutamente accompagnarla, se c'è qualcuno che la può accompagnare, io ho la patente ma non guido purtroppo. Mio marito, lui assolutamente, allora ho chiesto a sua sorella che l'accompagnasse lei e il fidanzato, se potevano accompagnarla, così l'hanno accompagnata giù negli studi di Rete 4, di cui l'ha lasciata lì la Chiara. L'ha lasciata lì e poi... Ma Chiara le ha raccontato qualcosa di questo incontro, di questa sera, di questo provino? Sì, lei mi ha detto, mamma, ma sinceramente non mi è sembrato più un provino, perché dopo mi sembra che siano andati in un ristorante a cena e un bel momento mi ha fatto alzare, mi ha fatto girare su me stessa per guardarmi di dietro. Per lei sinceramente non lo so, un provino se si fa così. Quello mi ha detto la Chiara. Senta, lei ha detto che sua figlia ha detto mi ha fatto alzare. A chi si riferiva? A signor Emilio Fede. Ah, ok. Sì, mi scusi, No, purtroppo per non sono carità, ma abituata. non Torniamo possiamo... alla serata di Arcore. Lei ha detto a sua figlia a un certo momento non si è sentita bene, ha chiesto una camomilla, si è sentita in ansia, ha usato l'espressione aveva paura. Ma perché? Cos'era successo? Se era successo qualcosa? Cosa le ha detto? No, da quello che mi ha detto lei, questa cena non era una cena normale come tutte le altre, ci sono state delle cose che lei praticamente, non lo so, perché bene non mi ha raccontato tutto. Non confonda quello che poi ha letto da quello che le ha raccontato No. la Chiara. Gli ha fatto capire che non era stata... Non si sentiva tranquilla. Va bene. Poi diceva che è scesa giù, è andato in questo posto, in questa altra sala. Gliel'ha descritta, gli ha detto cosa è successo in questa sala. No, ha detto che c'era una sala, lì si ballava, non so, c'erano 3 ragazze. Le ha detto se queste ragazze erano vestite, non erano vestite. Dica. Sì. Dica al tribunale. Sì, qualcuna era poco vestita, qualcuna era svestita. Per svestita gli ha spiegato in che senso svestita? Perché uno può essere svestito e rimanere con la biancheria intima. Proprio lì nel particolare non mi ricordo. Vabbè. Quello che non ricorda. Non lo deve dire. Senta, signora. Lei ha detto che poi a settembre-ottobre sono usciti degli articoli sui giornali. Sì. Giusto? Sì. Cos'è cambiato per la vostra famiglia, per Chiara nel paese? È cambiato tutto praticamente, siamo derisi da tutti, sia la famiglia sia che la Chiara. I primi giorni quando è uscita la notizia non si poteva uscire di casa, perché in primis la Chiara, perché la Chiara è un escort, e dopo la mamma, la sorella e tutti. Ecco, quindi quello che si diceva era paragonare Chiara ad una escort. Sì, sì. In questo periodo, me lo sa individuare? Gliel'ho già detto io prima, va bene. Settembre-ottobre. Sì, non è uscita la... Lei sa di una telefonata fatta da Chiara al dottor Fede? Sì, Perché? ero presente. Ecco. Qual era il contenuto di questa telefonata e se sa perché Chiara ha fatto questa telefonata? Niente, Chiara fece questa telefonata ad Emilio Fede semplicemente perché avevamo tutti i giornalisti sotto casa, non si poteva uscire di casa
E la Chiara in un attimo fa, adesso fammi sentire questo qua, cosa devo fare io che mi ha tirata dentro in questa storia, voglio vedere cosa devo fare, come mi devo comportare. Semplicemente gli ha detto così: guardi che c'ho giù tutti i giornalisti sotto casa, io non so cosa fare, come comportarmi. E lui la prima cosa che gli ha risposto subito: ma vuoi soldini? Mia figlia fa: no, io non voglio soldini, volevo sapere cosa devo fare, solo quello, boh. Questa è stata la telefonata che fece Chiara. E lei era presente? Sì, ero presente io. E addirittura le disse: poi me lo puoi passare? Chiara fa: no mamma, lascia stare. Siamo a ottobre. A ottobre. Continuano o si fermano gli attacchi mediatici, cioè sui giornali? Sì, gli attacchi mediatici continuano, ancora una rivista questa settimana. No, signora. Sempre sì. Nel 2010. Sì, sono andate avanti per un bel po'. Poi si sono placati un attimo e dopo ha ripreso. Ecco. Lei sa perché Chiara presenta una denuncia, perché si vuol presentare ai pubblici ministeri di Milano? Sì, Chiara presenta semplicemente una denuncia perché lei vuole tornare alla ragazza di prima e ripulirsi la sua immagine. Solo questo vogliamo. Ecco, però mi scusi, se i primi attacchi, i gossip avvengono a ottobre, se non vado errato, ottobre, perché la Chiara presenta solo a marzo-aprile questa volontà? Perché dice a lei: voglio andare, voglio pulirmi solo in marzo o aprile, lo sa? È perché c'è stato un attimo che sembrava le cose si fossero placate. Poi ha ripreso ancora tutto, tra attacchi, giornalisti, chiamate sul mio cellulare da giornalisti così, Chiara fa no, assolutamente. Poi la Chiara non può neanche uscire di casa, non poteva andare neanche al centro commerciale, perché tutti la indicavano, quella e quella là, quella e quella, è un continuo, cioè assolutamente, noi abbiamo detto basta. Va bene. Chiara di questi fatti, di questa storia, ne ha tratte sofferenza? Tanta sofferenza la Chiara. È cambiata un po'? Un po' sì. Adesso ha paura in tante cose. Lavoro? Ne ha più avute richieste di fare la hostess? No, assolutamente no. Dove tutti la chiamavano per questi eventi, le faceva la hostess, così non l'ha chiamata più nessuno. Ancora una domanda a proposito degli eventi dove andava prima: guadagnava? Sì. Pagavano 500-700 euro. E di questi soldi cosa ne faceva Chiara? Ma qualcosa teneva lei per i suoi vizi e qualcosa aiutava in casa. Va bene. Io per ora non avrei domande, Presidente. Pubblico ministero, domande? Il pubblico ministero in controesame. Allora, buongiorno signora. Buongiorno. La prima cosa, Daniele Salemi, quando l'ha conosciuto Chiara? L'ha conosciuto quel periodo lì del 2010. E chi gliel'ha presentato? Ma mi sembra che Daniele Salemi accompagnava l'Ambra. Ambra Battilana? Sì, accompagnava lei, così ha notato la Chiara. E Mora, le risulta che avesse un rapporto con Daniele Salemi? L'ha mai sentito questo nome, Lele Mora, da parte di Chiara? O di Ambra? Diceva che Daniele Salemi lavorava per Lele Mora. Perfetto. Allora signora, lei ha descritto la sua famiglia, le persone per bene, a Gravellona Toce, non so se è provincia di Torino, quello che è. No, provincia di Verbania. Di Verbania, sì, esatto. Sì, benissimo. E racconta questa serata a Lago d'Orta, giusto? Sì. Poi sa che sua figlia, la giovane Chiara, aveva 18 anni appena compiuti, una ragazzina, va a casa del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. È corretto? Lei ha saputo che è andata a casa del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? Sì. Bene. Quindi lei, io immagino, sarà stata stupita da questa eventualità. Lei, penso, nella vita non aveva mai pensato, no? Una cosa del genere. No, assolutamente.
Guardi un po' lei. Quindi vede, ho colto bene i suoi pensieri. E lei ha chiesto a Chiara, si è insospettita un po'. Lei la considerava una bambina, immagino, sua figlia a 18 anni, una ragazzina, no? Certo, una ragazzina. Che è una ragazzina. È una ragazzina. Perfetto. E lei ha chiesto a sua figlia che atteggiamento ha avuto il 22 agosto 2010 il presidente Berlusconi nei suoi confronti e in che contesto era quello? Ha chiesto dei chiarimenti come mamma, ha chiesto ma cosa è successo, è stata approfondita nelle sue domande? Io facevo domande ma Chiara scoppiava a piangere e non mi rispondeva. Quando? Questo dopo un bel po' che era... Le ha parlato di una statuetta che era comparsa quella sera, Chiara? In quella scena? Sinceramente io l'ho preso dai giornali la statuetta, perché e una volta con che... mia figlia c'è un certo rapporto, che certe cose assolutamente... Lei l'ha preso dai giornali, dopo Sì. ha chiesto. Esatto. Chiara, ma c'era questa statuetta? Infatti, gli ho detto, ma Chiara, ma mamma, ma avevo talmente vergogna che lei fa... Non essendo abituata a certe Aspetti, cose... Al di là delle spiegazioni per cui, Sì, che sì. Chiara le ha dato per dire mamma non ti ho parlato prima, questo l'abbiamo capito. Sì. Lei già sa di qualcosa solo quando vengono fuori le notizie sui giornali. Sì. Poi a un certo punto sulla stampa viene fuori questa storia della statuetta, ok? Sì. Lei immagino che l'abbia chiesto a Chiara. Sì. Ecco, e ha detto Chiara, ma allora che è sta statuetta? È chiaro che le ha risposto, al di là di dire mamma non te ne ho parlato perché avevo vergogna, le ha detto c'era, non c'era, era fatta così, era fatta colì. Sì, c'era questa statuetta che praticamente l'hanno fatta girare, perché di Priapo non so, che le ragazze dovevano baciare. Non possiamo. Non possiamo? No, non possiamo. No, è il Bo che non può. Il Bo può no. dire il contenuto. Deve dire che cos'è Dovevano Bo. baciare il pene di questa statuetta. Scusate. Questa cosa gliel'ha confermata Chiara o l'ha letta sul giornale? Chiara confermò. Questa me l'ha confermata, questa sì. Bene. Poi ha detto che durante questa scena sono scese, sono andate in un locale all'interno della villa? Sì. Ecco signora, io le voglio chiedere... Una specie, Sì, aveva detto dica. di discoteca. Molto bene, specie di discoteca. Ecco, Sì, adesso che mi ricordo. le ha detto se ci sono stati degli spogliarelli con nudo integrale delle ragazze, se le ragazze si toccavano fra di loro, ovvero venivano toccate o si facevano toccare o toccavano gli uomini presenti. Gliel'ha detto? Domande specifiche, Lei... Nudi, toccamenti addosso nelle parti intime ovviamente. Nudi sì. Mhm. Sì, ha visto ragazze nude e toccamenti. No, signora, però non mi dia... Sono cose diverse, Ecco, signora. Allora, sia precisa se lo ricorda. indipendentemente dal momento in cui lei l'ha saputo da sua figlia. Sì. Quindi sua figlia, lei, immagino, voglio dire, se andate, ma chiaro, ma che è successo, no? Sì. Ho letto sui giornali queste cose, sono vere o non sono vere? No, quindi Chiara le avrà risposto. Sì. Ecco. Allora, le ha chiesto, Chiara, c'erano in questa benedetta discoteca ragazze che si spogliavano, che erano nude? Lei gliel'ha chiesto a Chiara? Sì, e lei Sì. mi ha risposto di sì. E lei le Sì, ha risposto sì. sì. Mamma Ha sì. chiesto anche se Chiara aveva visto donne che toccavano uomini, uomini che toccavano donne, ovviamente signora, nelle parti intime. Sì. Gliel'ha Delle chiesto? ragazze- delle ragazze che toccavano sia il signor Silvio Berlusconi ed Emilio Fede che erano seduti lì. Beh, Sì. questo indipendentemente da quello che lei ha letto sui giornali, Sì, sì, l'ha sì, chiesto sì. a Chiara L'ha e chiesto a Chiara e gliel'ha Chiara me confermato. l'ha confermato, sì. Ok. Ecco, signora, quindi lei, immagino, accolga con fare inorridito, no, come madre, queste descrizioni, queste scene, giusto? Sì o no? Sì. Immagino, no? Ecco, e ha domandato alla sua figliuola perché non è andata via? Cioè, appena vede queste cose, gli ha chiesto perché non te ne sei andata? Appena potuto Chiara è andata via. Questa è la risposta, perfetto. Senta, Ha chiesto signora... di andare via. No, ma non era una domanda che mirava a colpevolizzarla, ma a comprendere, ecco. Sì, sì. E poi un'altra cosa, signora, le ha detto Chiara chi erano le ragazze presenti a quella sera, se ha riconosciuto dei volti noti, le ha fatto dei nomi, sempre scindendo, signor Presidente, credo l'abbia già invitata, le cose dei giornali da quello che Chiara le ha detto.
Qualche nome se lo ricorda? No, non mi ha detto proprio di no. Benissimo, non gliel'ha detto. Beh, no. 2 persone le ha indicate, perché lei ha parlato prima Fede. dell'ex Presidente del Consiglio e del dottor Emilio Sì. Fede. Quindi queste 2 persone sicuramente Sì, c'è. sì. Oltre queste persone le ha fatto i nomi sua figlia, di altre persone presenti alla festa, ovviamente c'era Ambra, ovviamente, di altre persone presenti? A me sinceramente no, non mi ha fatto un nome. Non le ha fatto nomi. Però le ha detto o non le ha detto che oltre lei, Ambra, Silvio Berlusconi e Emilio Fede c'erano altre persone? Sì. Ok. Sì, quello sì. Quello sì. Senta, le ha detto sua figlia se qualcuno le ha messo le mani addosso? E per mani addosso non intendo picchiarla, ma toccarla? Se è stata toccata? Toccata in maniera lasciva, in maniera sulle parti, diciamo toccata nelle parti pudibonde. Pudibonde, ce lo aspettavamo. Qui il coro che... Vedo. Ci deve scusare No. il pubblico mistero, ma... Le parti intime, via. Mi ha detto che gli ha palpato un po' il sedere. Ecco però signora, io capisco anche il suo di pudore e lo rispetto profondamente, imbarazzo, anche, però, signora, lei deve però capire. chi gli ha detto che gli ha palpato chi le ha palpato il sedere a sua figlia? Chi? Un po', Un po'. perché ha detto un po'. Chi? Nome e Chi le ha cognome? palpato un po' Chiunque il esso sedere? sia. Ma so che a tavola il signor Emilio Fede gli toccava la gamba e la palpava. E poi poi il signor Silvio Berlusconi gli aveva palpato. Il sedere. Questo non è il racconto che le ha fatto Chiara. Questo è quello che mi ha raccontato Ok, la Chiara. vabbè. Senta signora, lei sa se Daniele Salemi, direttamente o per il tramite del signor Lele Mora, ha spinto Chiara ed eventualmente Ambra a presentare denuncia? Quanto ne sappia io no. No. Non le risulta questo fatto? Lei sa se il signor Lele Mora ha avuto rapporti con le 2 ragazze, Ambra e Chiara, dopo l'emersione della vicenda Ruby e quindi dopo il 26 ottobre 2010, cioè se Mora ha interferito in questa questione di Ambra e Chiara che hanno sporto denuncia? Si è Io preso parlo per la contatto Chiara. con Per Chiara, Chiara. sì. Io Si per è la preso Chiara. contatto con Chiara, No, se in no, qualche no. modo comparso in questa vicenda dopo. A me non risulta, no. A lei non risulta. Ok. No. Basta. Posto? Gli altri Oh, mamma. aspetti, non ho ancora finito. Gli altri difensori, parte civile, nessuna domanda? Prego. Avvocato Guarini per la difesa di Emilio Fede. Signora, buongiorno. Buongiorno. Qualche domanda sui fatti. Allora, lei prima ha detto che sua figlia partecipò, venne invitata attraverso, mi corregga se riassumo in maniera errata il suo pensiero, il suo agente Daniele Salemi a incontrare Emilio Fede per ricoprire il ruolo di Meteorina. È corretto? Sì, corretto. Ecco, lei ha detto che a quel casting, chiamiamolo così, andò accompagnata da familiari, perché Sì. né lei né suo marito potevate accompagnarla. Ecco, Chiara poi le raccontò l'esito di quell'incontro, glielo raccontò subito, glielo raccontò dopo, cosa le disse? Immagino vi sarete sentite. Sinceramente non me lo raccontò subito perché non abbiamo fatto in tempo a parlare per il fatto perché la mattina doveva andare... Alle 6 a prendere l'autobus. No, c'era il concorso di Miss Italia. la C'era il domenica. concorso di Miss Italia. Sì. E il giorno prima aveva fatto il casting, però la mattina la Chiara dopo andava a fare questo concorso. Praticamente io la Chiara la vidi quando ha finito il concorso. Ok, sì. benissimo. Sì. Quindi non vi siete sentite quel pomeriggio? Sì, dopo sentite come va Chiara così, però non Però è... lei non le chiese, ti hanno presa, ti hanno scelta, com'è andata? No, gli aveva detto che poi le dava una Ho risposta. capito. Sì. Ecco, poi lei ha detto che in seguito Chiara partecipò ad una serata. Chi accompagnò Chiara a cena quella sera con Emilio Fede? Con chi andò?
fisicamente al ristorante, Chiara, accompagnata da chi? Sempre dai familiari? Andarono anche la sorella e il cognato? Come arrivò al ristorante? Prima lei ha parlato del ristorante e della cena. Come arrivò Chiara lì? Lì con Daniele Salemi. Con Daniele Salemi. Poi c'era Quindi non c'erano più i suoi familiari presenti. Quindi mi scusi, sua figlia, perché aveva accompagnata sua figlia, Sì, la mia sorella, figlia, sì. e il fidanzato la portano, La portano negli studi e se ne vanno. perché Ok. le viene detto da Daniele Salemi: andate via, che poi Che va l'accompagno bene, io. va bene, ok. Questo. Dopo la serata vi siete sentite o viste? Con la Chiara. Dopo la cena, con Chiara ovviamente. Sì, sì. Ci siamo viste un attimo, è tornata a casa. E cosa le Sembrava raccontò? abbastanza Ecco, di che umore era? normale, cioè mi fa: mamma, però la cosa strana, perché non mi è sembrato in realtà veramente un provino, perché poi siamo andati al ristorante davanti a tutti, mi ha fatto alzare, mi ha fatto girare su me stessa e... Ma questo glielo raccontò quindi la sera stessa o glielo raccontò in seguito? Io le sto chiedendo proprio di ricostruire temporalmente i vostri colloqui. No, la sera stessa no, No, questo la me lo sera raccontò dopo che finì Miss Italia. Allora, quando torna a casa, dopo la cena, dopo che è andata a fare questo, accompagnata, richiesta da Salemi, andare a fare questo casting, dopo va a cena, torna a casa, che cosa le dice quando torna a casa? Perché questo gliel'ha detto dopo, Sì. non mi è sembrato un provino. Ha detto Sì, che... dopo, Allora, quella sì, sera sì, quando torna a sì. casa, prima di tutto, vede sua figlia? Sì, vedo la Chiara, fa: mamma, vado a dormire perché domani mattina mi devo alzare presto, poi è andata a dormire perché si doveva alzare presto. Ok, quindi non le dice niente quella No, sera. perché gli ho aperto la porta perché erano... L'avvocato le aveva chiesto anche come le sembrava, che Esatto. faccia aveva, era arrabbiata, era contenta, era... Cioè, Ma niente di che. niente di che. Cioè. Ok. Senta, poi lei ha descritto invece la sera del 22 agosto, quella che Chiara trascorse ad Arcore, e ha detto che avevate anche discusso perché lei non era d'accordo sul fatto che sua figlia andasse. È corretto? Sì. Ecco. Mi faccia capire, come arrivò Chiara ad Arcore? L'accompagnò lei? La accompagnarono i familiari? Fu Daniele Salemi? Se lo ricorda? Ovviamente. Io... Partì da casa, immagino, Chiara. No, non No. partì da casa, perché Chiara finì la selezione, era lì a Orta e l'accompagnò il signor Salemi. Quindi vi siete sentite solo telefonicamente? Avete discusso per telefono, quindi? No, ero lì presente. Ah, ecco, quindi Perché lei ho vide visto Chiara... tutta la selezione di Miss Italia, mi sono vista la selezione, dopo un bel momento Ecco, mi scrive questo. Chiara riceve la fascia, Salemi le dice andiamo a bere per Quando brindare, andiamo a festeggiare, lei non va. dice Ma non no, se ne perché parla sta- proprio, eccetera, sì. eccetera. Chiara insiste e va E con va, Salemi. Con Salemi. Ok. Con Salemi. Quindi lei è rimasta con sua figlia fino al momento in cui sale in auto con Salemi? Sì. Rimanete sempre Sì. insieme. Ricorda com'era vestita? Un paio di jeans e una maglia, che aveva finito questo... La selezione l'aveva Sì, fatta. sì. Ricorda, non so, il colore, qualche dettaglio Eh, in più? Se lo ricorda, Non me lo capisco ricordo. anch'io che... Non me lo ricordo. Senta, ecco, dopo la serata del 22 agosto Chiara partecipa al concorso di Miss Italia. Con quale risultato? Quale fu il risultato della partecipazione al concorso di Miss Italia per sua figlia? Si classificò come Miss Eleganza. Miss, no, aveva detto... Miss Eleganza. Piemonte, adesso sta dicendo Miss Eleganza. Miss Eleganza. A Salso Maggiore non passa le selezioni. No, non passa. Ecco, non Ok. passa la selezione. Non passa. Perfetto, grazie. Dopodiché Chiara torna a casa, presumo, dopo il concorso di Miss Italia. La va a Sono prendere andata a lei. riprendere io, mia figlia con mio marito. Ecco, e che cosa le raccontò Chiara? Le raccontò subito di com'era andata la serata d'Arcore, le confidò delle cose? No, assolutamente no. 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 E di che umore era? Cioè era
Come al solito? No, come l'ha definita no, prima? l'ho definita, era amareggiata, demoralizzata, piangeva per tutto ecco, quello. Cosa? Posso chiedere, forse ho compreso male, ma lei ha detto che in quel periodo aveva Sì. comunque notato sua figlia triste, tanto Triste. che più volte l'aveva sollecitata a dire cosa c'è, e Chiara Sì, le ma aveva il primo detto... momento, quando sono andata a riprendere a Sasso Maggiore, avevo collegato perché non era passata e c'era rimasta male, piangeva. Quindi all'inizio lei l'aveva avevo- collegata a sì, Sasso sì, Maggiore. la delusione. Però questa cosa è continuata. È continuata, sì, sì. E nonostante le sue richieste, Chiara, perché stai così, eccetera, eccetera, Chiara diceva niente, No, perché lei si chiude fino a quando non sono comparse le notizie sui giornali. Sì. A quel punto lei l'ha affrontata direttamente, mi devi raccontare. Sì, infatti, sì. Ho capito. Vabbè. Senta, quindi la prima volta che Chiara le raccontò gli accadimenti della serata trascorsa ad Arcore fu, come le ha appena ricordato il Presidente, dopo Sì. l'uscita dei primi articoli di giornale, quindi a diversi mesi di distanza, è corretto? Sì, corretto. E in quell'occasione Chiara, oltre a raccontarle le serate, la serata ad Arcole, le raccontò in quel momento anche della cena? Quella col signore Emilio Fede, Esatto, col cioè direttore? tutto dopo? Cioè tutte le confidenze di Chiara vennero Dopo, sì. dopo? Sì. Scusa, Senta, a quale scena ci riferiamo? alla cena... Quella di Emilio Presidente, Fede che la fa girare, eccetera, eccetera? Sì, la signora mi ha chiesto quella di Emilio Sì. Fede. Vabbè, no, era per capire, perché Scusi, avevo capito una cosa diversa prima, ma mi andrò a rileggere i verbali. Senta, lei ha detto di aver assistito alla telefonata che Chiara fece ad Emilio Fede, no? Il giorno in cui tutti i giornalisti in qualche misura gli diedero una sorta di assedio mediatico. Ecco, sua figlia aveva all'epoca 18 anni, e 19? 2 mesi. Scusi? 18 anni e 2 mesi. 18 anni e 2 mesi. Come mai lei da genitore non pensò di assumere direttamente l'iniziativa di chiedere spiegazioni dopo i racconti fatti da sua figlia? In che senso, scusi? Come mai non fece lei quella telefonata? A Fede. Perché la Chiara non volle assolutamente, fa mamma lascia stare, ci parlo io. E senta, ma lei non ritenne... Perché io sinceramente, quel momento che potevo anche fare la telefonata, potevo dire qualcosa di fuori. Da mamma, abbi pazienza. Farsi prendere dall'emozione. Dall'emozione. Senta, e lei... Potevo anche, Prego, risponda pure. a 80 anni. Vabbè. Posso procedere con l'ultima domanda? Lei chiese delucidazioni... Mi fermo, Presidente, la signora è in difficoltà. Signora, ha bisogno di fermarsi un attimo? Sì. Vogliamo fermarci un secondo tutti quanti? Allora signora, adesso vada fuori, si beva una bicchiere d'acqua. L'avvocato l'accompagna lei fuori, grazie. Va meglio? Si accomodi. Ok. Prego. Posso avvocato. riprendere? Certo. Signora, siamo rimasti alla telefonata con Emilio Fede. Lei disse la lasciò fare a sua figlia, ma lei sentì Daniele Salemi per avere almeno da lui dei chiarimenti? Subito dopo, sì, l'ho sentito Daniele Salemi. Cosa vi siete detti? Niente di che, mi ha detto di stare tranquilla. Ma lei chiese conto dei fatti che gli aveva raccontato sua figlia, chiese spiegazioni, si informò? Ma lui mi attaccò il telefono e mi disse stai tranquilla, boh. Ma non lo stai so. tranquilla in ordine a quale preoccupazione? Cioè lei che tipo di preoccupazione espresse, manifestò, cosa disse lei a Salemi? In che senso, cosa disse Salemi? No, Io le cosa ho disse chiesto- lei a Salemi? Alza il telefono, chiama Salemi e gli dice: E le dico, l'ho insultato in primis e le ho detto dov'è che hai portato mia figlia a te? Cosa hai fatto? E lui mi fa tranquilla, boh. Non ti preoccupare, tranquilla. Questo mi ha risposto, boh, mi ha attaccato il telefono, basta. Ok.
Senta, lei è a conoscenza del fatto che sua figlia inviò dei messaggi a Emilio Fede dopo la cena ad Arcore? No. No, non fu No. un argomento di condivisione tra lei e sua figlia, non le fu fatta questa confidenza? No. Posso inserirmi un attimo? Lei era sveglia quando sua figlia è tornata a casa dopo quella famosa cena? Quale cena? Quella di Arcore, quella che poi ha saputo essere la cena di Arcore. Cioè dopo Orta, Salemi, andiamo a bere, quando sua figlia torna a casa, lei era sveglia? Mi ero messa sul divano sinceramente perché l'aspettavo, dopo si vede che mi sono appisolata, mi sono addormentata e... Ma l'ha sentita rientrare? Sì, l'ho sentita rientrare. Che ore erano? Adesso guardi, perché io ero lì, non è che... Più o meno? 3. Verso le 3? Mezza. 3, 3 e mezza. Sì, sì. Prego. Grazie. Senta, signora, prima di Miss Italia, Sì. Sua figlia partecipò ad altri concorsi? Se sì, con quali risultati? Sì, partecipò ad altri concorsi, un concorso locale di Miss Omegna e vinse Miss Omegna, poi Miss Muretto e si qualificò tra le prime 10 finaliste. Vabbè, poi ha fatto anche sfilate per beneficenza, poi hostess nelle fiere. Io mi riferivo ai concorsi di bellezza, Concorsi quindi di con bellezza, riferimento sì. proprio Sì, a quel tipo di percorso. Sì, Senta, e dopo la partecipazione alla cena di Arcore, sua figlia dopo Miss Italia partecipò ad altri concorsi? La cena di Arcore? No, Sì, no, dopo no, l'agosto, quella famosa cena del 23 agosto, ha fatto altri concorsi di bellezza, sì. 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 Uno quest'anno, Sì. Miss Italia. Sì. Sì, lo ha fatto un altro. Solo questo di quest'anno di Miss Italia? O anche altri? No, altri no. No, altri no, ok. No. Senta, signora, lei prima ha fatto invece anche riferimento a delle partecipazioni remunerate con somme che variavano tra i 500 e i 600 euro a volta. Ecco, ma come venivano corrisposte queste remunerazioni? Cioè in denaro contante, quindi risultante da documentazione, da dichiarazioni fiscali o in altre forme? Le venivano date in contanti. Sì. E avveniva una sorta di contabilizzazione fiscale? Venivano in qualche misura? Sì. No, no, perché erano quelle chiamate che capitavano una volta al mese, non è che erano chiamate... Sì. No, non ho capito, aveva un contratto a chiamata sua figlia? Non ho capito, era una partecipazione occasionale. No, appunto, però continua a parlare Cerchiamo di di capire Volevo che tipo solo capire di... se aveva un contratto a chiamata o se invece erano occasionali ed episodici. Occasionali, erano occasionali, ecco, sì. Grazie. Senta, le faccio una domanda che pongo evidentemente non per giudicare sua figlia, ci mancherebbe altro. Sua figlia era fidanzata all'epoca dei fatti, giusto per contestualizzare e descrivere meglio la vita di una giovane adolescente. Volevo solo sapere se avesse un fidanzato, se lo frequentava. Quando ne sappia io no, magari avrà avuto un morosino, non lo so. Non lo sa. Non lo so. Non era mai stata fidanzata, Chiara? Sì, vabbè, si sa, i morosini così a scuola. Ma andava a ballare, aveva delle frequentazioni? Ma era talmente piccola, no, frequentazione lì in ambito scolastico, così. Sì, voglio dire, ma anche al liceo gli adolescenti, voglio dire, vanno a passare il sabato in discoteca con gli amici, non è che sia una roba fuori del mondo, Sì, andava. Andava, aveva una sua compagnia di amici? Sì, aveva una usciva con gli amici? Sì. Andava anche magari in discoteca con gli amici? Guardi, questo delle volte andava, ma io non lo sapevo perché non volevo che andasse in discoteca, perché alle Quindi glielo 11:30 faceva di nascosto? Delle volte sì, sa come tra ragazzine si andava, Va bene. Senta, sua figlia ha cambiato più volte, mi pare di capire, corso di studi, perché se ho inteso bene, prima era iscritta ad un liceo, adesso ne fa un altro.
Prima solo per faceva capire il- cosa è cambiato anche nella vita di Chiara da questo punto di vista. Cioè, qual è il senso di È questa... un argomento che è stato introdotto dalla parte civile a fini risarcitori, ritengo, infatti. e che quindi il Poi, difensore dell'imputato ha tutto il diritto di percorrere. Grazie. Allora, signora, ci può ripetere un attimo Sì. che studi ha fatto? Allora, Chiara ha fatto 2 anni linguistico, Sì. poi sa come sono le ragazzine, ha avuto un attimo di crisi, fa mamma non ce la faccio, e ha provato e ha fatto una scuola professionale di estetista. Benissimo. E ha preso il diploma di estetista. Che, se ricordo bene, mi corregga se sbaglio, ha preso proprio in quel periodo. In quel periodo che faceva Quindi aveva già lasciato il linguistico, aveva fatto questo Sì. corso di estetista e aveva preso il diploma in quel Sì, periodo lì. sì, Benissimo. sì, in quel periodo. Ecco, e poi ha svolto l'attività di estetista? Chiara? Ha mai svolto l'attività di Sì, estetista? ha fatto uno stage così, però si sa che per il momento lavoro. Noi viviamo in un piccolo paesino. E con lei ha purtroppo... lavorato? Prego, signora. Sì, signora. ha lavorato con me la Chiara. Sì, Che cosa ha fatto con lei? Sua figlia educatrice infantile. di- Educatrice. Un contratto part-time. Il periodo? Lo può collocare? Il periodo 2011-2012. Grazie. Scaduto il altre contratto. Adesso... Non ho altre domande, grazie. Prego. No, gli altri difensori. Avevamo già detto no. Ah, va bene, quindi lei ritorna. Sì, Ho diritto a richiuderlo. sì, certo. Signora, lei ha detto che Chiara è tornata, ci riferiamo sempre al 2010, dopo il concorso a Miss Italia, è stata triste, era chiusa, ha avuto anche dei problemi di salute. Sì. Cosa sono consistiti? Cosa avete dovuto fare? Allora, Chiara ha sofferto di crisi d'ansia, panico, non mangiava più, che ho dovuto chiedere l'aiuto a un psicologo e curarla anche con gocce di Lexotal perché la notte aveva incubi, si sentiva perseguitata. Basta? Ancora tuttora sto tribulando. Solo quello. Mi riservo di fornire documentazione a suffragio. Va bene. Domande del collegio? Grazie signora, può andare. Grazie. Deborah. È la sorella Deborah Danese. Grazie. Sì. Grazie a lei signora.